Buongiorno a tutti, è veramente un'emozione per me stare qui, è veramente un'emozione ricominciare dalle origini ed è veramente un'emozione sentirmi parte di una squadra che ha deciso di ricominciare e di lottare per questo e che ha deciso di guardare con attenzione a quel 50% della sua popolazione che sono le donne. Un'attenzione particolare e un grazie particolare a tutte le donne che hanno partecipato alla stesura di questo documento, che hanno mandato i loro contributi e di cui parleremo in maniera più approfondita stasera nell'incontro con il nostro segretario, perché abbiamo deciso democraticamente di tagliare quanto più è possibile l'intervento di ognuno di noi per lasciare voce a tutti. Un'attenzione per le donne, un'attenzione in modo particolare al problema del lavoro che abbiamo declinato in questi giorni in tutti i temi possibili, un'attenzione al lavoro perché è vero, il lavoro è un'emergenza generale, ma per le donne è un'emergenza in più, perché ci sono dei record negativi che sono veramente terrificanti, cioè l'occupazione femminile è ferma al 47% contro il 58% della media europea, la disoccupazione femminile è arrivata al 52%. Ed è un dato veramente molto grave, un dato su cui dobbiamo assolutamente lottare. Noi la prima misura che vogliamo mettere in campo e per cui combatteremo è il ripristino della legge contro le dimissioni in bianco. Le dimissioni in bianco sono una pratica vessatoria e terrificante del nostro paese, una pratica che ancora una volta e soprattutto a danno delle donne e soprattutto purtroppo una scelta in un momento che dovrebbe essere tutelato, una scelta tra la maternità e il lavoro. Le dimissioni in bianco, come sappiamo, sono un atto di dimissioni firmato al momento dal lavoratore, ovviamente, nel momento in cui viene assunto. Questa è una cosa gravissima. Noi avevamo una legge, la legge numero 188, che è stata abrogata immediatamente dal governo Berlusconi e che noi assolutamente vogliamo ripristinare. Abbiamo provato a farlo già nelle realtà amministrative locali, per esempio nella provincia di Napoli è passata la delibera contro le dimissioni in bianco ed è passata all'unanimità. Noi vogliamo questo, così come vogliamo un'attenzione particolare all'imprenditoria femminile, soprattutto al sud, che è gravemente compromesso per problemi di povertà che sono assolutamente maggiori purtroppo rispetto al resto del paese. Vogliamo anche un'attenzione importante, perché non si può parlare di donne senza pensare alla strage e al femminicidio che in questi anni sentiamo purtroppo praticamente quotidianamente. Ed è da poco che noi abbiamo inquadrato il problema per quello che è, cioè un delitto per il semplice fatto di essere donne, ed è da poco che stiamo provando a superare quel linguaggio terrificante che ci porta all'arretratezza culturale, allo scontro con l'arretratezza culturale del nostro paese, quel linguaggio terrificante per cui sentiamo delitto di gelosia, per cui sentiamo delitto passionale, per cui sentiamo raptus omicida, no? Cioè, se noi non riusciamo a fare un passo avanti come linguaggio, non riusciremo neanche a comunicare il dramma di questa strage. E poi un ultimo grido che ci accomuna tutti, che è il grido contro la mafia. Noi abbiamo sentito purtroppo la sentenza, abbiamo letto tutti la sentenza di Dell'Utri e abbiamo sentito tutti, ma non ho sentito la voce dello Stato purtroppo, le dichiarazioni di Schiavone. Le dichiarazioni di Schiavone sono gravissime. Schiavone dice che c'è una connivenza, dice che ci sono dei gravissimi danni alla struttura del nostro terreno, delle nostre regioni. Dice che l'ARPAC purtroppo non ha fatto i prelievi dove avrebbe dovuto farlo, dice che gli hanno impedito di partecipare ai sopralluoghi. Io credo che noi dobbiamo alzare la voce, dobbiamo avere coraggio, dobbiamo sentire tutti, ma veramente tutti, la necessità di dire no e di essere coraggiosi, di difendere il diritto alla salute che è sancito dalla nostra Costituzione e per cui dovremmo lottare tutti. E allora io dico che noi dobbiamo avere coraggio per tutto, dobbiamo avere coraggio per la mafia, dobbiamo avere coraggio per la nostra condizione, dobbiamo avere coraggio per le donne. E in effetti un piccolo esempio, nasce da Malala,
che una piccola donna che è stata ridotta in fin di vita perché ha lottato per il diritto alla cultura e per il diritto ai diritti delle donne, e che ha avuto dalla sua i genitori, e che in effetti dal Bangladesh è arrivata all'ONU. È arrivata all'ONU per portare avanti i diritti di noi tutti e i diritti delle donne in modo particolare. Malala è stata in qualche modo premiata dall'attenzione generale, non solo, ma in effetti hanno pensato di dedicarle il Nobel per la pace. IDV ha firmato. IDV è stato il primo partito a firmare per il Nobel per la pace a Malala, quindi per dichiarare pubblicamente un'attenzione diversa alle donne, ed è un sogno forse, ma io preferirei che fosse un progetto, e preferirei che in questo progetto praticamente ci credessimo tutti, e che tutti insieme, uomini e donne, come siamo stati uniti nel momento in cui abbiamo combattuto nel periodo di Se non ora quando, tutti insieme lottiamo per una democrazia paritaria, perché un paese che lascia a terra il 50% della sua popolazione è un paese che non ha speranze, e invece noi per il nostro paese vogliamo speranze, vogliamo futuro, vogliamo una squadra vera, una squadra che ci crede, vogliamo praticamente che siamo noi a portare avanti questa cosa. Grazie a tutti.